Io mi chiamo Barbara Rossetto e abito qua a Imena e sono candidata appunto per la circoscrizione di Padova per quanto riguarda l'indipendenza veneta. Che dire, niente, sono molto emozionata perché comunque mi trovo veramente vicino a tutti questi pezzi da 90, sono molto contenta perché ho veramente potuto avere delle persone a fianco fantastiche. Una delle cose che contraddistingue l'indipendenza veneta rispetto a tutti gli altri è sicuramente l'etica e la morale, okay, che ha a che fare con la morale. Io appunto abito a Imena, sono in indipendenza veneta più che altro perché credo in un Veneto libero e indipendente. In casa abbiamo sempre masticato quello che era il sogno di un Veneto per conto proprio e quindi quando mi è stata prospettata questa idea, perché no? Il mio invito, quello che faccio è quello di cuore di andare a votare e coinvolgere più persone per questo progetto. Perché? Perché per noi è già questo il nostro referendum, non è il fatto, sì, oltre al referendum che verrà fatto per i veneti, però per noi questo è importante, il fatto di esserci, il fatto di essere presenti in Consiglio regionale ed esserci presenti soprattutto con non una cifra, bensì 2 cifre. Voi avete l'opportunità di scegliere di più di 9 candidati, ognuno deve scegliere a base di quello che è il proprio cuore, il proprio sentimento. Stasera ci siamo io, c'è Donatello Cecchinato, c'è Michele, ce ne sono tanti altri. Avete avuto l'opportunità comunque di conoscerli in tante serate e quindi poi sta a voi la scelta. Ecco, la cosa importante quando si va a votare, prima di tutto Alessio Morosin come Presidente del Consiglio regionale Veneto, poi assolutamente fare una bella X su quello che è il simbolo indipendenza veneta e poi se volete potete esprimere tranquillamente la vostra preferenza. Io quello che vi auguro di cuore, perché facendo un pochino di contatti, ogni giorno parlo con un sacco di persone, anche con i cani, con qualsiasi persona, insomma, e sento molta gente che ha paura, che è veramente sfiduciata, che non sa, dice ma non ce la faremo mai, non riusciremo mai ad arrivare, no? Ma noi che siamo qui, che viviamo quello che è il futuro, grazie appunto all'indipendenza veneta, non possiamo semplicemente che portargli la nostra esperienza. L'altro giorno leggevo un libro e ho trovato una frase bellissima, me la sono appuntata e me la sono fatta mia, ed è di una antropologa, una delle più grosse antropologhe mondiali, che si chiama Margaret Mead, che dice che non bisogna mai dubitare di un piccolo gruppo di persone intelligenti ed impegnate che possa cambiare il mondo. Ecco, noi non vogliamo cambiare il mondo, intanto ci basta cambiare il Veneto. Grazie.